Buongiorno a tutti, benvenuti, bentrovati a questo appuntamento con appunto ASO Community Sardegna. Oggi appunto saranno i protagonisti a raccontarci questo progetto, avremo tantissimi ospiti, dunque neanche ci dilungheremo molto. Io sono Maria Antonietta Pighi, al mio fianco Carlotta Lucato, e quindi sì, avremo una lunga chiacchierata con i protagonisti di ASOC, sia della Community Sardegna che organizzatori nazionali. Parleremo appunto di come è strutturato questo progetto a Scuola di Open Coesione, parlando anche con i protagonisti qua proprio in Sardegna, locali, docenti e studenti anche, insomma, del resto i protagonisti sono loro, certo, per cui, i destinatari di certo, per cui gli daremo voce. La giusta parte, sì, infatti. Io quindi direi, se è in collegamento con noi, dobbiamo aspettare ancora forse qualche secondo. Va bene, sì. Va bene. Parliamo allora che cos'è la Scuola di Open Coesione, lo diciamo intanto. Sì, ricordiamolo, che appunto è un percorso didattico innovativo, è un percorso di didattica sperimentale, è rivolta alle scuole secondarie e superiori, e ovviamente promuove i principi di cittadinanza attiva, monitoraggio civico, è una cosa anche molto importante e di cui forse si parla poco, che è il data journalism. Assolutamente. E dunque, insomma, importantissimo per gli studenti e soprattutto per, diciamo, entrare anche in questo mondo. Sì, infatti, il mondo sia del giornalismo che della cittadinanza attiva, per sapere come vengono spesi, come vengono impiegati i fondi europei una volta che arrivano nei territori e devono essere usati per attuare dei progetti sul territorio, ed è giusto che imparino fin dall'adolescenza, attraverso poi le istituzioni scolastiche, a saper gestire e conoscere i luoghi in cui andare a cercare i dati e saperli interpretare adeguatamente. Ormai, insomma, le competenze digitali mi sa che sono necessarie. Sì, intanto ci dicono che è in collegamento con noi Cinzia Roma del team ASOC nazionale, non so se ci sente. Ci sente, dottoressa Roma? Vi sento, vi vedo benissimo. Buongiorno. Ecco, buongiorno. Buongiorno e grazie per essere con noi. Sì. Grazie a voi. Dunque, sì, con lei parliamo un po' del progetto ASOC a livello nazionale, a che punto siamo, cosa è stato fatto. Lo stato dell'arte, diciamo. Lo stato dell'arte. Allora, intanto io do appunto il buongiorno a tutti, ringrazio tantissimo l'Europe Direct di Nuoro perché, come è stato giustamente detto prima da Gianluca, è un partner storico di questo progetto, quindi fin dagli albori del progetto affianca e supporta le scuole e gli studenti ASOC, quindi questo era doveroso. E volevo anche ringraziare e dare il benvenuto a tutti gli studenti ASOC che sono in ascolto, sottolineando come purtroppo quest'anno, già dall'anno scorso, ovviamente come potrete capire, l'emergenza ci costringe a questi incontri online che per carità sono essenziali, ben vengano, però sarebbe molto più bello per noi poter vedere i ragazzi di persona. L'anno scorso, a dicembre dell'anno scorso, ero a Cagliari ad incontrare i ragazzi delle scuole sarde, ecco, ora trovarmi qui sicuramente è un pochino diverso e meno coinvolgente, però ecco, saluto comunque i ragazzi. Allora, grazie intanto dell'introduzione e della descrizione perfetta. Aggiungo che ASOC è soprattutto un lavoro di rete, è un lavoro di comunità e di collaborazione. Già nel momento in cui i ragazzi iniziano a lavorare, loro si organizzano in ruoli e lavorano appunto al progetto in gruppi. E questo si riflette anche, diciamo, su tutto il territorio nazionale, quindi il metodo ASOC appunto è un metodo di coprogettazione. Questo perché, come potrete immaginare, noi dello staff centrale di Roma siamo in 6. Le scuole partecipanti sono quasi sempre oltre 200 e quindi in tutta Italia come potremmo raggiungere tutti i ragazzi? Lo facciamo grazie al supporto delle reti territoriali, quindi preziosissimo. L'anno scorso, visto che si parlava un pochino anche dei risultati, a che punto siamo, come sapete siamo stati, come tutti, letteralmente travolti
dall'epidemia e dall'emergenza sanitaria. ASOC però ha delle peculiarità digitali, si presta benissimo al lavoro legato alla didattica a distanza, quindi in realtà non abbiamo dovuto cambiare molto, cioè non c'è stato un adattamento difficile. Tuttavia non ci aspettavamo il risultato raggiunto l'anno scorso, perché oltre la metà delle scuole partecipanti hanno portato a termine il percorso didattico, e non parlo solo di grande risultato in termini di quantità, ma anche di qualità, perché i lavori di monitoraggio civico, di ricerca svolti dai ragazzi, anche dai ragazzi della Sardegna, sono stati davvero notevoli, tant'è che comunque si è deciso di assegnare lo stesso dei riconoscimenti, perché era doveroso, insomma, premiare questi ragazzi. Quest'anno abbiamo ricevuto 214 candidature, quindi anche quest'anno un risultato importantissimo, non ce l'aspettavamo probabilmente un risultato del genere, ma questo dimostra, devo dirlo, non solo appunto il grande interesse nei confronti del progetto, il grande valore della rete, perché se il progetto l'anno scorso ha raggiunto quel risultato è stato anche per il contributo delle reti territoriali che hanno supportato le scuole, ma questo dimostra anche che ASOC sicuramente si presta appunto per le sue peculiarità digitali a svolgersi anche a distanza, ma vuol dire che c'è forse anche un maggiore interesse da parte dei ragazzi proprio per via di quello che sta succedendo nei confronti dell'Europa. Quindi questo è un dato fondamentale per noi, un dato molto importante. E un'ultima cosa che voglio dire, perché il ringraziamento va davvero tantissimo al lavoro dei docenti e degli studenti, perché è una crisi quella che stiamo vivendo, ovviamente, però come tutte le crisi magari può essere un'occasione, un'opportunità di sperimentare nuovi strumenti, nuove situazioni, appunto nuove opportunità, e devo dire che almeno dal punto di vista di ASOC i nostri docenti lo hanno perfettamente colte queste opportunità, quindi un doppio ringraziamento per quello che è stato fatto e che si farà. Bene, la crisi come opportunità, dunque un messaggio importante da veicolare anche di questi tempi, e con la fascia più giovane della popolazione, i ragazzi delle scuole superiori con cui ASOC ha a che fare, che sono i protagonisti dei progetti ASOC. Una brevissima domanda prima di chiudere. Ha parlato di candidatura, dottoressa, ma sulla base di quali parametri poi vengono selezionate le scuole che seguiranno il progetto ASOC? Sono principalmente dei requisiti tecnici che hanno a che fare con la dotazione tecnologica minima che le scuole devono avere, perché ovviamente essendo un lavoro che si basa molto sulle tecnologie digitali, quindi è necessario avere magari appunto una connessione in classe che sia quantomeno stabile, perché i ragazzi ovviamente devono lavorare. Ora ovviamente si parla soprattutto a distanza, però ecco, nella vecchia impostazione i requisiti sono principalmente appunto di ordine tecnologico, e poi ovviamente anche la motivazione di partecipare al progetto è sicuramente un elemento che valutiamo. Con ASOC ho imparato che anche la più innocua delle azioni può avere un effetto deleterio sulla società. ASOC mi ha anche insegnato che un mio piccolo gesto può avere grande impatto positivo. Credo che il nostro lavoro all'interno del progetto ASOC relativo alle attività ecosostenibili sia certamente un contributo valevole per l'implementazione della trasparenza delle informazioni e dunque per la promozione della cultura e della legalità. ASOC mi ha insegnato il valore di una buona comunicazione e della cooperazione, e anche per l'Europa questo è fondamentale. La conoscenza delle politiche di coesione è fondamentale perché realizza un esercizio concreto di cittadinanza attiva. Responsabilità, coinvolgimento e senso di appartenenza. Queste sono le caratteristiche del cittadino che noi classi GP vogliamo essere un domani. Il nostro futuro dovrà senza dubbio includere un'Europa più unita e solidale, e grazie alle politiche di coesione apprese da ASOC riusciremo a prendere parte attiva al cambiamento. Il mio impegno nel monitoraggio civico da giovane cittadino attivo sarà costante. Commitment, collaboration, monitoring are the keyword of the future. Come bello monitorare da Trieste in giù. Eccoci qua, abbiamo visto il video che ci ha raccontato che cos'è l'ASOC, anche se poi è stata abbastanza esaustiva la dottoressa Cinzia Roma, e adesso invece per sapere come è stato sviluppato il progetto in questi anni in Sardegna e quindi come è stato portato avanti, abbiamo invece Antonello Chessa dello Europe Direct Regione Sardegna. Dovrebbe essere in collegamento, dottor Chessa c'è? Ci dovrebbe Buongiorno.
Buongiorno, benvenuto. Grazie di essere con noi. Bentrovati tutti, insomma fa piacere ritrovare la abbiamo visto insomma che cos'è il progetto ASOC, ma in questi anni come si è sviluppato in Sardegna? Si è sviluppato partendo da una sperimentazione che ha rivelato come il metodo fosse particolarmente stimolante, insomma, per chiunque a diverso titolo ne prendesse parte. Naturalmente è un lavoro sul quale c'è un'attività delle classi, dei ragazzi e delle ragazze che sviluppa dei contenuti, però ecco, anche dal punto di vista dei soggetti istituzionali che in qualche modo sviluppano il percorso, che danno un supporto anche per le attività, si è rivelato un metodo meraviglioso, e per questo come Regione Sardegna abbiamo pensato di rafforzarlo, anche aprendo la strada a un percorso simile ad altre regioni italiane, perché permette in maniera molto plastica di rendersi conto per tutti coloro che partecipano quanto le cose siano complesse, abbiano la loro complessità, quanto il tema, per esempio, del finanziamento comunitario che arriva in una città e che permette di rifare una piazza e che permette quindi di entrare nel quotidiano di ciascuno, abbia dietro una filiera, per così dire, molto lunga, molto articolata, e di questa complessità, come dire, ne emerge, seguendo il percorso, ne emergono i diversi tratti. E quindi, diciamo così, un percorso che da una parte, dalla parte di chi lo svolge in prima persona, quindi le classi, quindi i ragazzi, le ragazze, ma anche le famiglie che poi partecipano a diverso titolo alle progettualità di ragazzi, ecco, permette di capire in che modo dei termini, a volte anche molto lontani, molto distanti, le politiche comunitarie, Bruxelles, i fondi strutturali diventano vita quotidiana di ciascuno di noi, da una parte, e dall'altra permette anche a noi, come dire, l'atto pubblico, l'atto soggetto che queste politiche le dovrebbe promuovere e migliorare, avere un riscontro da parte di chi, come dire, è il beneficiario ultimo di quelle politiche. E tutto questo avviene, come dire, con un'articolazione di processi di rete molto ampi. E allora i ragazzi cominciano a capire quali sono i ruoli dei soggetti attuatori, tutte parole molto complesse che poi alla fine però, e questo è uno dei risultati meravigliosi del progetto, diventano delle persone dietro i processi. E in questo modo, come dire, si esce dall'indistinto, ecco, e si entra nel fatto che poi le cose camminano attraverso gli uffici, attraverso le persone, si realizzano bene o male e soprattutto che possono essere migliorate. E tutto questo, come dire, anche lato nostro, insomma, ha fatto sì che valutassimo e arrivassimo a un allargamento del percorso, a una strutturazione che tenesse anche conto di specificità regionali, sempre naturalmente in raccordo e in collaborazione con il team ASOC di Roma, ma che in qualche modo permettesse, diciamo così, a tutti quanti di conoscere meglio come certi processi vengono vissuti anche dall'altra parte della scrivania. E tutto questo con una collaborazione corale molto ampia, della quale spero che oggi questa coralità emerga. Volevamo appunto renderne conto illustrando, come dire, il metodo ASOC nella giornata di oggi. Abbiamo pensato appunto a interventi che non coprono tutto quello che è il percorso ASOC, però degli interventi di 2 o 3 minuti dove ciascuno, come dire, dei soggetti attuatori di questo percorso dà idea di quanto il percorso sia complesso e soprattutto come il percorso sia ancora un percorso in divenire. Si sta ampliando, sta andando verso reti europee, è un metodo meraviglioso e non casualmente chi lo fa, come dire, le scuole che lo fanno, gli insegnanti che lo fanno, i ragazzi che lo fanno, rimangono legati, diciamo così, al percorso e da questo poi fanno derivare anche esperienze successive, anche negli anni dell'università per esempio, che ci rendono particolarmente lieti. Per cui, insomma, ecco, noi abbiamo allargato pensando che fosse avere un percorso di reti e che queste reti meritassero di essere approfondite come il percorso ASOC fa, come dire, rendendo conto di quanto dietro alle cose poi alla fine ci siano le persone.
Sì, ma infatti direi che si sta capendo molto bene diciamo, la prima cosa fondamentale, cioè che l'Europa comunque non è poi così lontana, ma che è nella nostra vita quotidiana, che ci siano gli studenti coinvolti, che insomma a loro affidiamo il nostro futuro. Questa è una cosa importantissima. Un'altra cosa importante è, ecco, la partecipazione delle famiglie, dei ragazzi attivamente al progetto. Anche questa è una cosa molto importante, perché appunto da soli non si va da nessuna parte, anche questa è una rete che si costituisce. Io per chiudere, perché insomma il tempo, come giustamente ha detto lei, è tiranno, perché ci sono tantissimi interventi, una battuta sulle specificità regionali, perché insomma, diciamocelo, qualche problema noi anche a livello di reti e poi anche di proprio materiale digitale, di competenze digitali ce l'abbiamo, quindi insomma io una battuta veloce la farei sulle specificità e come in collaborazione riuscite anche a risolvere eventuali problemi. Ne dico due, ma molto veloci, come dire. Nel lavoro noi abbiamo a che fare con istituti che vanno dal Sulcis, come dire, sino alla Gallura, all'Ogliastra e così via. Delle volte, curiosamente, perché anche questo è uno dei risultati, diciamo così, del percorso, perché poi facciamo incontrare tutti questi ragazzi in diversi momenti, delle volte abbiamo l'impressione che, per esempio, per i ragazzi della Gallura Parigi sia più vicina al Sulcis e viceversa, insomma, voglio dire. Per cui, come dire, c'è anche un discorso di conoscenza del territorio. Poi certamente a noi piacerebbe lavorare con zone che ancora non abbiamo coperto, ce ne sono ancora alcune con le quali siamo in discussione da diverso tempo, perché l'accesso anche digitale, come dire, nell'area metropolitana di Cagliari non è lo stesso dell'Ogliastra. Per cui, come dire, c'è anche un elemento per cui questa cosa deve essere portata il più possibile in tutto il territorio regionale, ma stiamo lavorando su questo. Certo. Ecco, grazie mille per l'intervento e buon lavoro, insomma, insomma ce n'è tanto da fare. Ce ne abbiate tanto, infatti. Sì. Grazie. Passiamo adesso all'intervento dell'autorità di gestione FESR per parlare di ASOC e dell'attività di assistenza e supporto in classe. Quindi ci colleghiamo, se già in diretta, con Tara Marini, la dottoressa Tara Marini. La vediamo? Buongiorno a tutti. Buongiorno, eccola. Grazie benvenuta. per essere qua con noi e benvenuta. Siamo dell'ufficio dell'autorità di gestione del FESR, del team che lavora con il FESR, e sono felicissima di essere qui a raccontare questa esperienza, perché è stata davvero speciale, molto entusiasmante. Per noi della pubblica amministrazione è una cosa importante entrare in contatto con il pubblico, perché siamo responsabili di quello che facciamo, e mostrarlo agli altri, ascoltare le domande dei ragazzi, pone noi stessi a farci delle domande e a darci delle risposte che ci aiutano a migliorare il nostro lavoro. Quindi questa esperienza è stata veramente costruttiva per noi. E noi del PorFESR e degli Europe Direct abbiamo supportato gli insegnanti e i ragazzi, e gli insegnanti e i ragazzi sono stati gli attori principali di questo percorso. Una delle cose che mi ha colpito tantissimo da parte dei ragazzi è stato innanzitutto l'entusiasmo con cui hanno accolto il progetto, ed è stato un entusiasmo che è aumentato dall'inizio del progetto fino alla fine, in crescendo proprio. Ed è stato molto bello vedere questo, ed è stato anche bello vedere le loro capacità organizzative. I ragazzi hanno mostrato le capacità organizzative degne delle migliori aziende, degne anche dei migliori settori della pubblica amministrazione. Si sono divisi gli incarichi, sono riusciti a portare avanti le attività nei tempi previsti e hanno realizzato dei prodotti che sono stati ancora meglio di quelli che noi ci aspettavamo. Un altro aspetto che è stato veramente di rilievo è stata la creatività dei ragazzi. Molto spesso c'erano dei problemi, dei compiti da attuare, e i ragazzi hanno portato avanti questi compiti in modo egregio, creando dei prodotti molto più belli di quelli che mi aspettavo di vedere. Quindi è stato qualcosa di sorprendente.
E un'altra cosa per cui le capacità dei ragazzi sono venute fuori in maniera brillante è stata proprio la loro anche prontezza a parlare in pubblico, che è una cosa veramente difficile, ed è difficile per noi che ci mettiamo in primo piano a parlare davanti agli altri, insomma per un ragazzo di 16-17 anni è una bella sfida e l'hanno affrontata in maniera egregia. Infatti stavo dicendo, la capacità dei ragazzi che stupisce chi poi è adulto, insomma diciamo dopo i 25-30 anni, è forse anche la capacità di vedere le cose da un'altra angolazione che a loro viene assolutamente naturale, mentre una volta che si è cresciuti si perde quell'elasticità mentale che ci consente di trovare soluzioni alternative a problemi che appunto nessun altro aveva pensato fino a quel momento. Ecco, la loro capacità di trovare soluzioni fuori dalla scatola fondamentalmente, no? Esatto. E un'altra cosa molto bella e importante, per cui noi abbiamo dato il nome al progetto proprio ASOC Sardegna, caratterizzandolo nella sua componente regionale, è stata la passione che i ragazzi hanno mostrato per il loro territorio. Loro hanno scelto dei progetti che non erano imposti dall'alto, dagli insegnanti, da un'istituzione, ma hanno proprio cercato quello che colpiva le loro vite quotidiane, quello che faceva loro interessare maggiormente. Quindi è stato un ospedale, la palestra della scuola, delle cose che materialmente impattano sulla vita di noi cittadini. E alcune parole sugli insegnanti, perché lo devo dire, gli insegnanti sono stati veramente i direttori d'orchestra di questa sinfonia, senza i quali non è potuto realizzarsi quello che è stato realizzato. E ho visto insegnanti di diversi tipi, ma una caratteristica comune di tutti è stata quella di far venire fuori le capacità dei ragazzi, che è proprio quello che ci si aspetta da un insegnante, e quindi sono stati veramente molto bravi in questo, e si è assistito ad una crescita del loro ruolo. All'inizio erano un po' perplessi rispetto al progetto, erano tutti nuovi in ASOC Sardegna, e alla fine sapevano esattamente cosa fare, sapevano come indirizzare i ragazzi, come organizzare i compiti, ed è stato quindi un percorso professionale molto bello anche per loro. Quindi consiglierei a tutti di fare questa esperienza, di prendere anche da insegnanti questa esperienza. Dottoressa, ma c'è un progetto che le è rimasto particolarmente nel cuore tra quelli che sono stati proposti? Non particolarmente, perché tutti i ragazzi sono stati capaci di dare ai loro progetti un aspetto emotivo molto, molto forte che mi ha toccato comunque, perché ogni progetto ha preso vita, da essere un progetto in un database, sul sito internet, in un sistema di monitoraggio, è diventato un progetto che impattava sulle loro vite. Quindi non posso dire che c'è stato un progetto che mi abbia colpito più di altri. È un punto a vantaggio dei ragazzi. Sì. No, e poi un'altra cosa secondo me da sottolineare è che appunto la pubblica amministrazione, che è vista sempre come un nemico, perché lo sappiamo bene, è sempre vista come una cosa farraginosa che ti fa perdere tempo, nessuno risponde. Ecco, una volta tanto invece questa è una buona pratica della pubblica amministrazione che dobbiamo sottolineare, nella speranza che appunto che si migliori sempre, che insomma poi un po' tutti i settori facciano un po' come ha fatto lei e diciamo che entrino nella realtà per conoscere davvero poi i territori, i cittadini e in questo caso i giovani, che comunque lo ripetiamo sono loro che ci devono, diciamo così, instradare verso il futuro. Ormai anche l'Europa di questo parla, la von der Leyen tante volte l'ha ribadito, è un pilastro, i giovani sono il pilastro dell'Europa, per cui davvero grazie mille per il suo intervento. Adesso passiamo invece. Rimaniamo sempre nell'ambito della pubblica amministrazione, ma andiamo in regione, perché parliamo del ruolo della regione Sardegna e dell'autorità di gestione programma operativo FESR Sardegna, che sembra una cosa, insomma, vediamo un po' invece di che cosa si tratta. Dunque io darei la parola a Elena Catte, proprio del Centro Regionale di Programmazione. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, dottoressa.
Ci sente? Ci sente? Certo, buongiorno a tutti. Buongiorno. Bentrovati a tutto il team ASOC regionale e nazionale, bentrovati i ragazzi, gli studenti. Sì, io sono Elena Catte, Regione Sardegna, Centro Regionale di Programmazione, Autorità di Gestione del POR Sardegna, una descrizione lunghissima che significa che semplicemente che insieme a Tara lavoro nell'ufficio all'interno dell'amministrazione regionale che governa le risorse comunitarie che arrivano dalla Commissione europea per la politica di coesione. In sintesi, cos'è la politica di coesione? Due parole per chi non è addentro come noi alla macchina tutti i giorni, come diceva anche Antonello Chessa, è la politica dell'Unione Europea che mira a cancellare gli squilibri di sviluppo territoriale, cioè vuole assicurare che tutti i cittadini dell'Europa abbiano pari diritti e pari opportunità. Per fare questo trasferisce, d'accordo con lo Stato membro e ovviamente anche con la Regione, delle risorse per portare a casa dei risultati su alcuni temi specifici che ogni 7 anni sono definiti dai regolamenti comunitari. Adesso siamo nel periodo di programmazione 14-20, sta per partire la nuova programmazione 21-27, quindi ci saranno diciamo dei cambiamenti, però qui oggi stiamo a parlare di ASOC. Cos'è ASOC per noi e perché stiamo qui oggi a parlarne? Diceva Salvatore Boedu che l'EDIC Nuoro nel 2015 ha sperimentato il percorso ASOC. Io nel 2015 lo stesso ho conosciuto questo percorso e me ne sono innamorata. Me ne sono innamorata perché è un percorso che crea entusiasmo, un percorso che permette ai ragazzi e alle loro famiglie di entrare materialmente in Europa. Cosa significa entrare in Europa per questi ragazzi e per noi autorità di gestione che supportiamo questo progetto? Significa capire per questa generazione che non ha seguito la costruzione dell'Europa in che cosa si sostanzia nella quotidianità l'Europa e dare loro strumenti per diventare un cittadino europeo, cioè capire, avere le armi per capire cos'è l'Europa ed essere in grado di interpretare tutte le notizie dissonanti e discordanti che arrivano da lettere da tutto il mondo dell'informazione e non solo. Per noi significava e significa questo, dare agli studenti e alle loro famiglie uno strumento di base che è, diciamo, conoscere il dato, andare a scoprire qual è l'informazione che gli permette di capire che cos'è l'Europa e se quella notizia di cui ha avuto orecchio è vera o non è vera. Parliamo di fake news ovviamente, ma parliamo anche di consapevolezza, come dicevano anche i colleghi precedenti, che dietro tutto questo c'è un gruppo di persone che lavora, ci sono difficoltà quotidiane, ma l'Europa è anche una grande opportunità, al di là dei difetti che ci sono, perché è un'organizzazione, come tutte le organizzazioni, ha luci e ombre, ma di fatto è per tutti i cittadini dell'Unione Europea, soprattutto per i giovani, una grande opportunità. Allora noi cosa abbiamo fatto come autorità di gestione? Abbiamo insieme ai colleghi degli EDIC e insieme al team nazionale deciso di supportare meglio questo progetto. Supportare cosa significa per noi? Io ho un grande sogno che questo progetto diventi una materia curricolare per tutte le scuole, cioè che in tutte le scuole della Sardegna tutti i ragazzi siano e diventino in grado di fare monitoraggio civico, che siano in grado cioè di capire che al di là di una targa che noi come autorità di gestione mettiamo su tutti i progetti dicendo questo progetto è finanziato dall'Unione Europea, siamo in grado di capire che cosa c'è dietro, quante risorse ha il progetto a disposizione, chi le ha utilizzate, chi è responsabile in regione, ma anche nel comune, ma anche l'impresa che le ha utilizzate, le sta utilizzando bene. Io cittadino posso fare qualcosa per aiutare, per sostenere il progetto. Tutto questo che a noi sembra avveniristico, i nostri ragazzi già lo stanno facendo col progetto ASO. Alcuni ragazzi sono riusciti a sbloccare un progetto che era bloccato da anni, che è una cosa che se ci pensate dei ragazzi
Incredibile. E sono riusciti a fare questo. E con la loro attività, con la loro energia, con il loro entusiasmo, comunicano tutto questo alla famiglia, al loro entourage. Quindi per noi autorità di gestione del Port FESR, significa anche avere un moltiplicatore di informazione, perché in questa maniera i ragazzi scoprono i progetti sul loro territorio, vedono l'Europa a fianco a sé, nella loro vita quotidiana, e la raccontano. Noi per aiutarli cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a loro disposizione un database che si chiama Storie di progetti. Non so se possiamo inquadrare la videata di questo portale regionale. È un portale nel quale... si può fare? Comunque è un portale... Stavo chiedendo ai tecnici. Sì. Comunque lo diciamo. Assolutamente. Sì, è un portale nel quale, con una grande operazione di trasparenza, l'amministrazione regionale per ogni euro di risorse comunitarie racconta con una scheda i progetti. Quindi tutte le risorse comunitarie, per esempio degli ultimi 930 milioni di euro del Port FESR 14-20, racconta progetto per progetto le iniziative realizzate, in corso di realizzazione. Quindi esiste sul database una scheda per ogni progetto che, al di là del titolo, dà una descrizione del progetto, dice nero su bianco quante sono le risorse dedicate, chi è responsabile in regione ma anche sul territorio per l'attuazione di questo progetto, ed è interrogabile secondo diversi punti di vista. I ragazzi possono decidere di andare a vedere il progetto nel loro comune. Io sono di Budusò, voglio sapere a Budusò quali progetti comunitari sono stati realizzati, quale opportunità ha colto il mio comune. Vado lì e vedo quanti sono, quante risorse, a che punto sono. Oppure voglio sapere, per esempio, di questi 930 milioni di euro, quanti ce ne sono ancora a disposizione per l'amministrazione, per il territorio? Li ho già spesi l'amministrazione regionale, o comunque il territorio regionale, li ha già utilizzati tutti? O in questo scorcio di programmazione ci sono ancora delle possibilità, delle opportunità che si possono aprire per il mio comune, per la mia azienda? Oppure, appunto, le aziende. Quali aziende hanno ricevuto le attività, i finanziamenti? Quali imprese hanno in Sardegna avuto l'opportunità di ricevere finanziamenti, come li stanno usando? Quali sono ancora i settori in cui queste risorse sono incanalate? Perché ovviamente dobbiamo pensare che noi ci muoviamo all'interno di regolamenti comunitari, quindi parliamo di dover rispettare comunque dei paletti che sono posti a livello comunitario. Ecco, questa è la videata di Storie dei progetti. Come vedete ci sono alcuni progetti in evidenza, in questo caso il progetto di Pau, che ha un comune piccolissimo del regionale, che ha avuto diciamo, questa capacità di sfruttare al meglio le risorse comunitarie. Ecco, un'altra possibilità, grazie, se vedete la mappa, vedete progetti per provincia, il database può essere interpellato anche per georeferenziazione. Come vedete i programmi sono diversi, ci sono 3 programmi perché è un portale multiprogetto, però anche qui si può selezionare il POR 14-20, meglio del piano di coesione, si può selezionare il comune, la provincia, come vedete si può accedere all'informazione da diversi punti di vista, con diversi passaggi. Infatti è molto importante questo, perché l'impressione è che purtroppo il cittadino medio, diciamo così, non conosce come vengono spese e utilizzate le risorse comunitarie. Non ne ha percezione, perché insomma noi nel nostro lavoro, visto che ci occupiamo anche di un programma sull'Europa, ci rendiamo conto che i cittadini non sanno in che modo l'Europa è
è tra noi, insomma, interviene sul territorio, e questo forse un po' manca forse anche da parte vostra, insomma, della Regione Sardegna, una comunicazione forse un po' più capillare, o forse insomma su diversi canali, perché poi lo sappiamo bene che la Regione fa tantissime cose, che dà moltissime opportunità con i fondi comunitari, quindi questo forse è un po', ecco, un suggerimento che diamo, perché sì, questi ragazzi poi portano in famiglia la loro esperienza, ma purtroppo chi non partecipa ai progetti non sa quali sono le vere opportunità che si possono avere. Poi per quanto riguarda Pau, davvero è un gioiellino. Io invito tutti ad andare a vedere il Museo dell'Ossidiana, perché è un paese talmente piccolo, e il comune con proprie risorse ha iniziato davvero questa avventura che una cooperativa sta portando avanti in modo egregio. Quindi ecco, quando ci sono le buone pratiche è sempre bene farle conoscere, pubblicizzarle, e noi la ringraziamo, perché speriamo che ecco, anche questi interventi servano un po' per sensibilizzare la gente. Ricordiamo anche che questo segmento che ora va in diretta sarà possibile poi rivederlo nel sito di Europe Direct di Nuoro, insomma si sta registrando, e quindi chi magari volesse andare a rivederlo può andare a farlo, per cui insomma queste informazioni rimarranno assolutamente. Per cui davvero grazie per il suo intervento. Vorrei, se permettete, se mi concedete un altro secondo, raccontare un altro aspetto di cosa significa essere cittadino europeo, sempre con riferimento al progetto ASOC, che è comunque è sempre sostenuto dall'autorità di gestione, ed è il percorso premiale. Dicevano i colleghi, noi abbiamo attivato un percorso sperimentale che si sostanzia anche nel permettere ai ragazzi, ai loro docenti, di andare concretamente a conoscere cos'è l'Unione Europea. Cioè a fine percorso i primi tre, le classi prime tre classificate, alle prime tre classi offriamo un viaggio a Bruxelles. Ovviamente è una cosa importante da dire. È una cosa importante perché costruisce reti, costruisce rapporti, dà visibilità a tutta quella amministrazione di cui parlavo prima, cioè dietro i progetti, dietro le risorse ci sono persone che lavorano insieme a noi e con noi, ed è giusto che i ragazzi abbiano consapevolezza che l'Europa non è un concetto astratto, è fatto di persone come noi, di persone che lavorano quotidianamente per portare a casa i risultati, affrontano problemi inimmaginabili. Quest'anno ovviamente in questo percorso che si è chiuso quest'anno, l'epidemia non ci ha aiutato nel favorire il contatto diretto con l'Europa, però e quindi abbiamo deciso di ringraziare tutti i ragazzi, tutte le scuole che hanno concluso il percorso, dando loro invece dei supporti digitali in maniera tale che anche la didattica a distanza fosse più facile, fosse più sostenibile, e quindi i ragazzi che hanno partecipato al percorso ASOC 19-20 hanno ricevuto un computer, un palmare, un portatile per poter continuare a seguire la loro attività quotidiana durante questo nuovo anno scolastico che non sappiamo ancora come evolverà. Come evolverà ed è un regalo importante, anche vista proprio le difficoltà tecnologiche che ci sono in tutta Italia, per carità, ma in Sardegna spesso, soprattutto nei territori magari più dell'entroterra, più depressi, le difficoltà tecnologiche legate anche alla mancanza di dispositivi in famiglia costituiscono un gap tra gli studenti che possono arrivare a ottenere determinate informazioni e quelli che rimangono inevitabilmente indietro e non per loro volontà. Cioè, grazie per la testimonianza. Si parlava del futuro, speriamo di ritornare a Bruxelles corpore presente, come si dice. Quanto prima, speriamo, ce lo auguriamo tutti. Ce lo auguriamo tutti. Prossimo, la notte dei ricercatori si faccia in presenza. Come era ecco, perché anche quello. Grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. E grazie ai docenti, agli studenti e al gruppo di ASOC.
Sì, che adesso poi sentiremo, fra un po' sentiremo e ci racconteranno davvero la loro esperienza. Prima infatti di passare proprio alla testimonianza degli studenti e dei docenti abbiamo questa... Sì, parliamo di dati Istat perché detto così sembra qualcosa che spaventa sempre. L'analisi dei dati Istat in realtà, se spiegati adeguatamente, possono essere trattati anche dai ragazzi e parliamo appunto dell'importanza dei dati statistici nel progetto ASOC con la dottoressa Daniela Pacca. Buongiorno. Sì, ci sono, salve, grazie. Quindi mi sentite tranquillamente tutti, quindi vado avanti. Bene. Ok, grazie. Perfetto, grazie. E quindi introdurrei il discorso allacciandomi a ciò che è già stato detto. Quindi anche l'Istat da diversi anni fa parte di questa bella comunità, no? Come ormai si sta delineando, una bella comunità ASOC, e contribuisce al percorso di monitoraggio civico proposta appunto dal progetto, attraverso, come giustamente dicevate voi, la facilitazione dell'uso del dato statistico, che non è naturale, non è così scontato, evidentemente, è proprio così. Spaventa un po', detta così sempre, infatti. Un po' spaventa, è vero, e quindi è questo, una delle nostre mission, come si suol dire, un compito istituzionale dell'Istat, oltre la produzione dei dati, e quindi veramente stare lì a costruire il dato e a divulgarlo. E anche un'altra missione importantissima è quella di farlo capire, perché altrimenti resterebbe così, un insieme di numeri asettici, quindi questo assolutamente non andrebbe bene. Per cui davvero uno dei nostri compiti istituzionali è quello di avvicinare l'Istat e l'informazione statistica alle persone. Da sempre noi abbiamo la sensibilità e anche la passione, perché tutta la passione che c'è dietro, insomma, è davvero tanta, quella di andare nelle scuole, di fare la cosiddetta promozione della cultura statistica. Questo è un po' quello che noi facciamo, e cioè che ha diversi connotati e diverse componenti. Prima di tutto quella di far capire come viene prodotto un dato. Perché questo? Perché il dato statistico, alla fine, se noi lo guardiamo asetticamente, è un numero, ma dietro il numero c'è tanto, c'è un processo di produzione, ci sono persone, ci sono metodologie, ci sono investimenti, ed è importantissimo capire qual è anche la diversa natura del dato, se il dato è stato prodotto dall'Istat piuttosto che chissà da chi, e quindi è importante capire quale metodo scientifico c'è, o quale metodo, se è scientifico o no, dietro la produzione di un'informazione statistica. E questa è un po' un'esperienza comune, lo sappiamo, siamo bombardati. Qual è il nostro problema attuale? Il bombardamento, il cosiddetto diluvio dei dati, per cui il compito dell'Istat, soprattutto in generale, ma anche all'interno del progetto ASOC, è quello di tentare di dare una mappa, come potremmo dire, una bussola per orientarsi all'interno di questa eccessiva produzione di informazioni. Ma se noi andiamo a guardare anche il sito dell'Istat, quindi facciamo il mea culpa, vediamo se siamo assolti o no, il nostro sito è veramente complesso, è chiaro, perché complessa è la materia. Quindi noi con i ragazzi cerchiamo, adesso abbiamo cercato come impostazione quella di un po' facilitare, dare l'idea della materia complessa, ma che piano piano può essere conosciuta e anche semplificata. Quindi i dati statistici però sono già suddivisi per temi, per esempio, no? Quindi all'interno delle nostre banche dati è possibile fare determinate consultazioni, e poi cercare sempre di porsi un obiettivo di ricerca, che cosa vogliamo sapere, perché questo è il primo obiettivo, e da lì si parte per capire quali sono le informazioni disponibili. È un altro mea culpa, non è detto che tutta l'informazione che noi si ricerca e che i ragazzi cercano a supporto dei loro progetti, logicamente, perché hanno necessità di avere informazioni di contesto, studiano, per esempio si diceva sul Museo dell'Ossidiana, ottimo esempio, bellissimo paese, gente appassionatissima anche in questi piccoli centri, e quindi andiamo a capire la realtà del paese, quali sono le caratteristiche demografiche del paese, e quali sono e qual è l'offerta, qual è la potenzialità. Ecco che
tutte queste informazioni che vorrebbero i ragazzi non sempre sono disponibili. Altro paletto e altra informazione fondamentale questa per i ragazzi e per noi tutti. Non tutta l'informazione specifica che noi cerchiamo è disponibile. Allora il ricercatore cosa fare? Si deve in qualche modo scoraggiare? Assolutamente no. Allora è importante cercare un'informazione che si avvicini il più possibile a quella che noi vogliamo descrivere, in modo tale che io riesca comunque a comporre un quadro informativo basato appunto su dati statistici, che mi permetta a quel punto di fare una storytelling, una storia del fenomeno che io voglio descrivere. Ecco perché giustamente voi stavate dicendo anche prima il data journalism, che è una componente importantissima che va proprio a metà tra la statistica e il giornalismo, la descrizione sintetica con delle informazioni oggettive anche. Noi impariamo a conoscere l'informazione, restringerla e soprattutto rappresentarla in modo efficace. Quindi in tutto questo i ragazzi cosa stanno facendo? Stanno consultando dei siti, per esempio il sito dell'Istat, ma uno fra i tanti, ma ce ne sono veramente anche tanti altri con informazioni assolutamente affidabili. Fanno un po' una mappa di ciò che è l'informazione che interessa e la devono poi trasferire e quindi far comprendere agli altri. E questo davvero, io mi sento di sposare ciò che diceva Elena Cappe, magari fosse davvero questo un progetto che diventa curriculare, perché poi mi è venuto in mente un altro aspetto, tanto più per le nostre regioni, la nostra regione. Velocemente sono andata a vedermi un dato statistico per deformazione professionale, logicamente, perché volevo ricordarmi come fosse il tasso di abbandono scolastico storico, no? Storicamente, bene, purtroppo. Perfetto. La Sardegna ha il tasso di abbandono scolastico più elevato. Questo cosa vuol dire? Che abbiamo un problema, nel senso che il tasso di abbandono scolastico significa tutti coloro che non riescono a raggiungere almeno il diploma. E allora abbiamo necessità di investire ancora sulla scuola. Se questi progetti portano entusiasmo, competenza, sinergia anche fra la pubblica amministrazione, probabilmente è un altro tassello che possiamo usare, anche perché volevo anche dire un'altra riflessione mi è venuta insieme quando poi tutti i colleghi parlavano, gli altri amici di ASOC parlavano. È vero che abbiamo delle esperienze bellissime, veramente sono dei fiori all'occhiello, però anche lì per deformazione personale professionale un po' lo devo dire. Continuate a sentire? Sì, lo devo dire. Sì, perfettamente. Le scuole, ecco, questo è un po' un mio avviso, le scuole che si candidano sono già delle scuole, delle ottime scuole, delle scuole dove c'è una sensibilità particolare, dove i docenti hanno una formazione specifica e quindi, per dirla in modo statistico, non è un campione rappresentativo, d'accordo? Per cui è chiaro che se noi vogliamo trovare le persone alte e bionde, è chiaro che non dobbiamo venire in Sardegna. Se ci piacciono quel tipo di persone andremo magari in Svezia. E allora, quindi il campione non era ecco perché voglio dire... stanarle le altre scuole. Sì, ecco. Perfetto, esatto. Partendo dal fatto proprio che abbiamo una serie di dati... Quindi no, dico, e quindi ecco, lanciamo un appello da qui proprio oggi anche insomma a voi che siete pubblica amministrazione, alla regione, comunque a chi si occupa di questi progetti, facciamoli conoscere meglio, cioè cerchiamo di fare in modo che tutte le scuole, ovviamente ciascuna con le proprie risorse materiali che già hanno, magari entrino in contatto con questo mondo, sia delle risorse comunitarie ma anche di questi progetti che poi servono, come abbiamo visto, a entrare davvero nel mondo diciamo dell'Europa, che poi questo è il futuro, lo dobbiamo dire, ormai lo stiamo vedendo, e forse questa pandemia ancora di più ci ha fatto vedere che ci sono tante cose che non vanno e che dobbiamo un po' aggiustare, dobbiamo correggere il tiro, a partire proprio dalla didattica a distanza, dalle scuole che forse non erano pronte per fronteggiare un problema simile. Quindi ecco, magari più comunicazione, non lo so, più presenza sul territorio. Ora io non so, la lancio lì, la butto lì, poi noi come organi di Stato
stampa ovviamente siamo a disposizione facciamo per darvi tutta la visibilità sì, necessaria, però proprio magari utilizzando anche, perché no, fondi comunitari per fare una pubblicità, per sensibilizzare la popolazione e in questo caso anche le scuole a partecipare a questi progetti che sicuramente portano un beneficio una enorme ricaduta sul territorio importante, infatti. ma proprio in termini di, è brutto dirlo, di capitale umano, nel senso che vengono formati adeguatamente dei giovani che poi diventeranno, non dimentichiamolo, i nostri futuri amministratori, Ecco, perché anche questo. nelle classi c'è il futuro sindaco, il futuro assessore, la futura ministra, la futura sottosegretaria, quindi dobbiamo dare loro anche in Sardegna e anche, guardi dottoressa, noi parliamo da Nuoro. Certo. Nuoro è la provincia italiana con il più alto tasso di abbandono scolastico, quindi è un tema che ci tocca da vicino. Tocca molto. E poi dell'altro giorno anche il dato statistico che sono le ragazze quelle che abbandonano di più la scuola, e quindi insomma ecco, sono tutti spunti, sì, ecco, sono tutti spunti di riflessione, visto che comunque siete tutti molto entusiasti, ecco, cerchiamo davvero di porre le basi, ecco, per fare in modo che questo tipo di progetti siano più capillari sul territorio. Poi adesso ci sono, intervisteremo. Sì, certo. Per dire che la sfida l'abbiamo già raccolta, grazie Daniela, tu hai aperto un portone e io non posso stare zitta, perché tutto questo entusiasmo del nostro team è perché negli anni, durante questo percorso che noi chiamiamo sperimentale, abbiamo maturato tutte queste consapevolezze che voi oggi ci state aiutando a raccontare al nostro uditorio, e rispetto al quale stiamo lavorando proprio perché da questo anno scolastico il percorso ASOC diventi più incisivo, più conosciuto, più diffuso sul territorio. Perfetto. Come diceva Daniela, noi siamo consapevoli che questo percorso finora ha funzionato anche perché abbiamo trovato già sul territorio dei docenti e delle scuole sensibili, è ovvio. Certo, predisposti già. Predisposti all'apertura, predisposti allo scambio, anche a tentare l'avventura di un percorso così innovativo, così lontano dalle dinamiche classiche delle scuole. Siamo consapevoli di tutto ciò e per questo stiamo ragionando perché si raggiunga quell'obiettivo che vi dicevo prima, che diventi un'attività curriculare, andando in tutte le scuole, in tutti gli ordini. Ci fa molto piacere. Quindi, però ho sentito anche un'altra cosa, che vi siete impegnati a sostenerci, perché questo non è un argomento secondario. Noi come autorità di gestione realizziamo campagne di informazione da almeno 10 anni sull'Europa, il suo ruolo, i risultati, e nonostante questo le statistiche ci dicono che ancora l'Europa non è conosciuta. Vuol dire che abbiamo bisogno del vostro aiuto, ancora di più. Sì. Quindi vi siete impegnati, lavoreremo insieme. Sì, assolutamente. Sentiamoci anche al di fuori di questa ora e mezza per portare avanti insieme. E queste sono le belle collaborazioni, insomma, che nascono anche con il mercato. Voi avete vicino a casa un grande innovatore che è Lady Nuoro, che ha portato in Sardegna questo progetto e che continua a crederci così tanto. Insieme agli EDI che noi lavoriamo tanto e vorremmo lavorare ancora di più anche con voi giornalisti. Quindi vi contatteremo. No, ci siamo. Grazie ancora. Grazie. Sì, davvero, grazie per gli interventi, perché insomma gli spunti di riflessione sono tantissimi. Tanti. Speriamo insomma che appunto anche chi ci ascolta li colga, insomma, e ci lavoriamo un po' tutti. E quindi adesso, siccome abbiamo parlato degli insegnanti, abbiamo parlato dei ragazzi, prima di iniziare con loro c'è un video, racconta del 9 maggio 2019, che è l'evento finale ASOC Sardegna dell'anno scorso, prima di questa pandemia che ci ha costretto a vederci così, purtroppo, tramite un video, un collegamento internet. Ecco il video. Buongiorno a tutti.
e benvenuti. Il 9 maggio la Festa dell'Europa è stata celebrata a Nuoro nella meravigliosa cornice del Teatro Eliseo. Il motto della Festa dell'Europa è unita nella diversità. E gli obiettivi dell'Unione Europea, che sono quelli appunto di garantire la pace e la coesione. L'Europa siamo tutti noi e questa è Europa, anche questo è il contributo che l'Europa può dare alla vostra regione. La scuola di Open Coesione ha rincorso quelli che sono le mission del suo stesso essere. Coinvolgente, impegno, futuro, crescita personale, partecipazione, unione, affascinante, formazione. La formazione è la base per poter accedere al mondo del lavoro. Abbiamo acquisito molte competenze, capendo cosa significa veramente essere cittadini attivi. Ci ha aiutato anche a sviluppare un senso di responsabilità particolarmente spiccato. Ci ha aiutato a crescere e ci ha aiutato appunto ad avere orizzonti più grandi, anche se così si può dire. Infatti ci ha dato la possibilità di entrare attivamente in un processo di monitoraggio che altrimenti non avremmo mai potuto realizzare. Quindi noi ci siamo sentiti veramente fieri e contenti di poter dare il nostro contributo a un progetto di questo tipo. Per noi è stato importantissimo, abbiamo avuto modo di sviluppare una conoscenza più ampia di quella che è l'Unione Europea. Una occasione condivisa, partecipata, che ha permesso all'autorità di gestione del Portfolio Sardegna, alle antenne Europe Direct, di premiare i ragazzi degli istituti secondari superiori sardi che hanno completato un percorso meraviglioso di monitoraggio sui fondi strutturali. Abbiamo già programmato risorse per oltre 600 milioni e abbiamo certificato alla Commissione Europea quasi 200 milioni di euro, 180 milioni di euro. Un applauso finale. Si classifica al primo posto il Liceo Scientifico Fermi di Nuoro. Si conferma per la seconda volta. La prima classe sarda beneficerà del premio messo a disposizione dall'autorità di gestione della Regione Sardegna FESR e parteciperà tutta la classe con i docenti accompagnatori a un viaggio presso le istituzioni comunitarie a Bruxelles, dove i ragazzi potranno conoscere da vicino i meccanismi di funzionamento delle istituzioni comunitarie. Eccoci qua. Siamo tornati, abbiamo visto la festa dell'anno scorso, l'ultima in presenza, sperando di replicare sì, infatti, presto. La speranza è quella, perché comunque manca un po' il contatto umano e il fatto di incontrarsi e di raccontare guardandosi negli occhi. Però poi ritorna quando eri adolescente tu alle scuole superiori, un incontro simile con altri studenti in un contesto in cui si mastica Europa è estremamente stimolante. Per ragazzi di quell'età. Ragazzi che abbiamo in onda. Sì. Allora, abbiamo in onda i ragazzi del Liceo Scientifico Fermi di Alghero con la loro docente che li ha seguiti nel progetto ASO, che è la professoressa Costantina Cossu, e lo studente Claudio Salaris in rappresentanza del team di studenti che ha lavorato al progetto. Ci siete? Ci sentite? Buongiorno, salve. Non badate al nome sotto, sono entrato con l'account sbagliato, scusate. Va bene, tanto da qui non vediamo. Ma noi da qui non lo vediamo. Perfetto. Però per sapere, i tecnici ci chiedono qual è il nome, perché se no non lo possiamo vedere in video. Non sanno chi mandare in video. Wolfi03. Qual è l'account? Come? Wolfi03. Wolfi03. Sì. Trovato, è il nome d'arte con la quale vi ho anche sponsorizzato su Instagram, se guardate.
Comunque. Benissimo, ci fa piacere, bravo, grazie. Comunque Claudio Salaris, lo ripetiamo così, ecco, chi non l'avesse sentito prima, adesso lo ripetiamo. Mio figlio invece si chiama Jaguar 1100, ecco, tutti animali. Perfetto, ci possiamo lavorare, dai. Lo sappiamo bene. Allora, iniziamo prima con la professoressa Costantina Cossu, che insomma poi ci racconta questo progetto, insomma cosa avete fatto, i risultati, insomma brevemente, perché poi diamo la parola giustamente a Claudio. Non lo sentiamo. Il microfono. Forse è il microfono spento. Sì, ok. Eccoci qua. Salve a tutti, io ci terrei a chiarire che io sono la tutor dell'istituto per quanto riguarda il progetto ASOC. Ho supportato 3 team, però la tutor specifica del progetto vincitore è la professoressa Colomba, che in questo momento non c'è. Io ho supportato un po' tutti perché sono stata la prima il quadro della situazione. Sono la prima di 5-6 anni fa che nel 2015-16 ha fatto un incontro, non so se positivo o negativo, con Raffaella Sanna, amici di ASOC Sardegna 2050, che mi ha fatto conoscere il progetto ASOC. Non nascondo di aver imparato cosa fosse ASOC, cosa fossero questi sconosciuti open data, data journalist, tantissime cose insieme ai miei alunni, ho sviluppato competenze insieme a loro, ci tengo a chiarirlo. È stato assieme. Certo, assieme. È molto complesso, l'avrei voluto in quel momento, non lo so, vabbè, ormai ero investita di questo compito e sono rimasta. È stato un crescere insieme, un crederci, e per questo ringrazio Raffaella, Antonello Chesa, gli amici di ASOC, CAT, enti che collaborano come Istat e privati. E in effetti sono orgogliosa di essere riuscita a mantenere questo impegno nei vari anni. Ho visto i miei alunni cominciare il percorso come studenti e trasformarsi in un anno in cittadini consapevoli, con competenze digitali spendibili però veramente nella loro vita futura, privata e professionale. Alcuni stanno lavorando in progetti universitari e in idee imprenditoriali sfruttando le esperienze di ASOC. Quindi questo ci tengo proprio a ribadirlo. Cioè in tutti questi anni i risultati sono, io ho visto i risultati a lungo termine. Lascia un tesoro. I risultati a lungo termine, per questo, nonostante la fatica, cerco sempre di coinvolgere colleghi, di supportarli, anche se in questo momento faccio altro, perché sono delle equipe formative territoriali della Regione Sardegna, con capo al liceo scientifico, quindi il mio supporto è garantito, perché io ci credo veramente e spero di aver trasmesso in questi anni questa mia forte, appartenenza ad ASOC anche ai colleghi della scuola. E lascio la parola al ragazzo, perché posso dire solamente che gli alunni ci credono. È abbastanza visibile. Molto più di noi. Ecco qua. Vi saluto tutti e grazie veramente di questa opportunità. Anche stiamo percependo... Sì, guardi, stiamo percependo l'entusiasmo anche noi e ci fa io ce l'ho veramente e ci credo veramente. Poi parliamo. Ok, dai. È palpabile. È palpabile. Ecco, pure se non è nell'immateriale, perché siamo online, è comunque palpabile e stavo pensando che è è veramente un patrimonio avere dei docenti che sono così sensibili a queste tematiche, anche al loro ruolo di docenti e di formatori dei giovanissimi, che appunto ribadiamo saranno i professionisti del futuro e costruiranno insomma questa Italia e questa Europa degli anni a venire. Allora, posso dire una cosa? Claudio Salaris. Sì, certo. Posso dire che con mio entusiasmo addirittura ha coinvolto dei colleghi di altre regioni d'Italia a partecipare al percorso ASOC. Per primo caso eravamo in un hackathon, ci siamo conosciuti e sono riuscita a coinvolgerli. È diventato un influencer praticamente, un influencer di ASOC, si può dire. Ci sono influencer di tanti influencer. No, allora, per prima cosa le presentazioni ufficiali. Intanto piacere, buongiorno a tutti, io sono Claudio Salaris, portavoce più che rappresentante, preferirei dire portavoce del mio team. Il team in questione è il team Change Point, team vincitore della scorsa edizione del progetto ASOC del liceo scientifico e delle scienze umane Enrico Fermi di Alghero. Ora, parlando un po' più nello specifico del progetto, il progetto che abbiamo scelto intanto è un progetto di coesione.
Infatti sono stati stanziati dall'Unione Europea più di 7 milioni e mezzo di euro per questo progetto. Ora però il progetto di cosa parla? Questo progetto parla di un tema molto importante per la tecnologia ecosostenibile, per la tecnologia green e per lo sviluppo green della Sardegna. Parliamo dell'installazione di 300 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici nella città di Cagliari, nella zona metropolitana di Sassari, di cui Alghero fa parte, nelle città di Olbia, Nuoro e Oristano. Perché abbiamo scelto questo progetto? È un progetto che ci dava modo di analizzare nel dettaglio quello che era lo sviluppo ecosostenibile della Sardegna, e che essendo che ormai tutto il mondo si sta dirigendo verso questo lato, verso questo genere di sviluppo, abbiamo deciso di scegliere. Ora passiamo al nome. Il nome Change Point diciamo che racchiude in sé il vero significato del progetto. Pensate un attimo adesso alla parola change e alla parola charge. Sono scritte esattamente nello stesso modo, solamente che cambia una lettera. Cambia la R e cambia la N, le quali però sono molto simili se ci pensate. Infatti una delle idee originali per la scritta Change Point era quella di fondere la R e la N, creando una variazione cromatica con la stanghetta della N. Sì. Quindi possiamo dire quindi di essere orgogliosi, felici di essere arrivati primi a livello regionale. Sicuramente non sono mancati i momenti di crisi, i momenti pesanti dove abbiamo dovuto dare forse il 200%. Ci ritrovavamo a dover consegnare il giorno dopo il materiale per uno dei passaggi di ASOC. Tuttavia dobbiamo quello è il preambolo di quello che farai nella vita, quindi sono solo le prove generali di quello che ti verrà richiesto, quindi meglio che ti abitui da subito. Ne terrò sicuramente conto, così come ne terremo conto tutti. Sarà un'esperienza che ci porteremo dietro, anche, infatti. Che ci porteremo tutti dietro. No, ci rimane solo. Ma il progetto adesso, sì, come viene il futuro di questo progetto? Una volta che avete vinto, infatti, a livello regionale, abbiamo cercato di capire quelle che saranno le sorti del nostro progetto. C'è da dire che il progetto a livello regionale non è stato portato a termine. Pare per una carenza del progetto stesso, che da informazione che abbiamo reperito durante un'intervista che abbiamo fatto al referente di Alghero del progetto, il geometra Franco Cherchi. Da quel che pare che l'installazione di queste 300 colonnine verrà delegata a degli enti privati, quindi penso che si parlerà di Enel, così come si potrà parlare di enti comunali o provinciali. Sarà una cosa che prenderà unicamente i privati, ecco. Anche se il futuro, devo essere sincero, di questo progetto rimane comunque tuttora molto incerto. E quanti erano del tuo team? Eravate tutti della stessa classe? Eravate di età diverse? Com'era? Sì, eravamo tutti della stessa classe, approssimativamente, parliamo dell'anno scorso, quindi tra i 16 e i 17 anni. E ognuno con il suo compito, che è stato deciso fin da subito. Proprio il primo passaggio che era da fare era stabilire i ruoli, e devo ammettere anche che abbiamo avuto dei project manager che probabilmente hanno fatto sicuramente veramente tanto, anche se il merito, inutile dirlo, va a tutti i miei collaboratori, a tutti i collaboratori del mio team che si sono impegnati a 1000. E a volte mi chiedo se effettivamente sono stata alla loro altezza, ma questa è una questione che riguarda la mia indole personale.
Comunque da quel che ci hai raccontato il progetto è un bellissimo progetto, visto che comunque insomma ormai l'indirizzo generale è quello, si va verso le automobili completamente elettriche, anche case automobilistiche come la Volkswagen proprio hanno in progetto davvero di sviluppare esclusivamente automobili elettriche, quindi comunque voi siete stati davvero molto bravi a cogliere anche insomma questa parliamo anche che comunque può servire a un obiettivo verde. Consideriamo anche comunque che oltre alle macchine elettriche abbiamo anche la presenza di ormai forse più del 40% di macchine ibride sul mercato. Certo. Quindi se non completamente elettriche, comunque le macchine ibride per il momento sono il futuro più tangibile che abbiamo, di cui la Toyota è attualmente prima a livello mondiale. Scusate, posso intervenire un secondo? Certo, dottoressa. Grazie. Allora, intanto super complimenti, scusate ma volevo introdurmi a gamba tesa perché rinnovo i miei complimenti al team ChangePoint e alle docenti, però dato che le giornaliste vi hanno fatto questa ottima domanda, vi hanno chiesto se sapete a che punto adesso è il progetto, approfitto per invitarvi allora a partecipare al contest ASOC Experience, in cui invitiamo i team che hanno monitorato dei progetti nelle precedenti edizioni di ASOC a ritornare sui luoghi del monitoraggio e riaggiornare il loro monitoraggio civico, perché il monitoraggio civico non si esaurisce nell'anno scolastico in cui si partecipa ad ASOC, ma continua. Quindi ragazzi, ovviamente non solo i ChangePoint, ma anche tutti quelli che hanno partecipato alle precedenti edizioni, quest'anno vi vogliamo in ASOC Experience. Posso aggiungere una cosa un attimino, Cinzia? Allora, posso solo dire che in seguito, per quanto riguarda gli altri team, che hanno lavorato, un team ha lavorato sulla Grotta Verde, che era un progetto bloccato da anni, immediatamente sono cominciati ad uscire articoli relativi alla Grotta Verde proprio, a rimettere in moto quel progetto vecchio di 15 anni fa di cui tutti si erano dimenticati. Quindi servono queste cose, servono anche a smuovere un pochettino quella che è la società. Sicuramente i ragazzi sono molto sensibili per quanto riguarda le tematiche proprio ambientali locali o le tematiche energetiche come Checkpoint e stanno attenti, tant'è vero che l'uscita di questo articolo relativo all'altro progetto, all'altro team del mio istituto, me l'hanno inviato loro sono stati attenti, hanno detto professore, a me e alla collega, insomma, il tutor della classe, perché ho detto professore, sarà forse il nostro intervento che ha stimolato un pochettino il comune di Alghero e ha ripreso in mano quello che è il progetto della Grotta Verde. Io a loro giustamente, senza avere dati certi, ho detto sicuramente, quindi per loro è stato uno scatto d'orgoglio anche questo. Certo. Quindi loro stanno molto attenti, una volta che acquisiscono queste competenze, nel loro orecchio e stanno attenti a qualunque articolo, qualunque notizia possa essere legata a quello che è stato il loro oggetto, il loro campo di monitoraggio. Scusate l'intervento. Sì, benissimo. Adesso era doveroso e ci fa piacere, insomma, che ci siano anche questi riscontri per quanto riguarda i progetti. Se poi ci fosse più tempo, piacerebbe approfondirle singolarmente queste. Il tempo è tiranno, ormai lo sappiamo, infatti adesso passiamo subito. Intanto vi ringraziamo Claudio Salaris e anche la professoressa Costantina Cossu del Liceo Scientifico Fermi di Alghero. Passiamo per gli interventi e passiamo invece adesso agli studenti di Nuoro, agli studenti e al docente del Liceo Scientifico Fermi di Nuoro, che penso siano in collegamento e ci scusiamo anche per il ritardo col quale li stiamo facendo intervenire, ma come vedete poi gli spunti di riflessione sono poi quando tanti, si attacca un argomento tira ad approfondire, infatti si perde e quindi insomma alla docente Monica Maricosu, sei in linea? Buongiorno, sì, ci sono. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno. E però invece gli studenti sono Francesco Dolfi e Melchiorre Cosseddu. Ci siete? Sì, ci siamo, buongiorno. Eccovi, benvenuti. Buongiorno e benvenuti, grazie. Allora, parliamo del progetto per il quale siamo qui. Partendo dalla professoressa Maricosu. Allora, i ragazzi vi illustreranno brevemente il percorso che hanno intrapreso nel difficile anno scolastico trascorso.
perché è stato molto particolare, dovendo sospendere le lezioni in presenza. Abbiamo inizialmente sospeso anche il percorso ASOC e poi abbiamo proposto ai ragazzi di portarlo avanti. Non tutti hanno portato a termine il progetto, alcuni si sono tirati indietro perché era già difficile affrontare, insomma, la quotidianità scolastica, e quindi un sovraccarico del genere per alcuni era insostenibile, e quindi soltanto poi 9 dei ragazzi hanno portato a termine il progetto con grande successo, comunque con grande impegno, visti tutti i limiti anche nel dover fare le visite in loco e quant'altro. Per noi il progetto ASOC è una sfida continua, questo è il 5º anno che facciamo il progetto e siamo sempre molto orgogliosi di quello che fanno i ragazzi, perché per loro, come hanno già detto i colleghi, la collega che ha parlato prima, i referenti ASOC, comunque anche i responsabili della regione e così via, è sempre un modo per avvicinarli, e loro le competenze in realtà le hanno già, significa soltanto aiutarli a scoprirle e metterle in atto, perché questo tipo di percorso fa sì che loro possano sperimentare una didattica che non è quella tradizionale e che a loro piace in realtà anche molto di più di quella tradizionale, e come dicevano anche la dottoressa Catte, sarebbe importante introdurre come materia scolastica. In realtà è una cosa che si può fare, perché da questo anno scolastico il Ministero dell'Istruzione ci impone una nuova materia, che è quella di educazione civica, con un ammontare orario di 33 ore annuali per ogni anno scolastico. Quindi questo sicuramente è qualcosa che si può fare, che si può pensare, riadattare, proprio perché è un'esigenza anche un po' più concreta che le scuole hanno, di far toccare con mano la quotidianità, e comunque di far raggiungere ai ragazzi quel senso civico che sicuramente delle lezioni puramente teoriche non aiutano a sviluppare. Quindi credo che possiamo sfruttarla a pieno, noi lo stiamo già facendo da quest'anno, però si può ampliare sicuramente, in modo che ogni classe di ogni anno scolastico possa sfruttare appunto questo genere di progetti per poterli realizzare in ambito dell'educazione civica, che calza perfettamente a pennello, perché è quanto prevede, quanto vuole il Ministero, assolutamente. Magari faccio parlare i ragazzi, perché io tra l'altro ho lezione, quindi comunque mi dispiace, devo anche lasciare. Va benissimo, certo. Grazie mille, grazie dell'intervento, della pazienza. Grazie a tutti. Scusate, un'ultima cosa la vorrei dire. Nel ringraziare, scusate, questa è una cosa importante, perché noi ringraziamo la Regione Sardegna per averci fatto visitare le istituzioni europee nelle edizioni passate, quando ci siamo classificati primi, però magari, visto che colgo l'occasione con i responsabili di ASOC che hanno coinvolto anche altre scuole europee, magari sarebbe bello pensare anche a qualcosa che coinvolga le altre scuole europee, con una sorta di gemellaggio. Ecco, io credo che questo sarebbe un grandissimo premio, che si potrebbe sicuramente pensare a qualcosa del genere, che aiuterebbe tantissimo, perché è importante visitare le istituzioni europee, sicuramente aiuta i ragazzi a capire meglio come funziona, a viverle, a vederle, però è anche fondamentale avere uno scambio con le altre scuole europee, che sicuramente li aiuta a pensare meglio come essere cittadini europei a pieno. Vi ringrazio. Facciamo da tramite per questa proposta che reputiamo... certo. Scusate, ma mi riprometto, però è doveroso, e sì, intanto ovviamente ringrazio la professoressa Mariposo, anche lei una colonna portante del progetto ASOC, e ci stiamo lavorando, quindi su questo vi daremo delle novità. Tutto in diretta. Perfetto, ottimo. Grazie, arrivederci. Grazie professoressa. Dunque, passiamo ai Dolfi. Sì, certo. Francesco Dolfi e Melchiorre Cosseddu, parlateci del vostro del progetto al quale avete preso parte, della vostra esperienza, team, certo. Allora, intanto, prima introdurrei quello che è stato il nostro progetto e come si è suddiviso. Infatti, ti presenti per favore, nome e cognome? Così. Sono Francesco Dolfi di Quinta, invece il mio altro compagno è Melchiorre Cosseddu. Io sono Melchiorre Cosseddu della Quinta F. Benissimo, grazie. Allora, noi eravamo due componenti del team Armando Gli Artigli, che questo scorso anno ha partecipato appunto al progetto ASOC, ovvero la scuola di Open Coesione, attraverso appunto il progetto di Next Start. Diciamo che adesso Melchiorre, il mio altro compagno, spiegherà brevemente quello che è stato e quello in cui consisteva il nostro progetto.
Perfetto. Esatto, allora la nostra ricerca consisteva nel capire in che modo dalla riqualificazione degli spazi dell'ex artiglieria fosse possibile comunque creare un campus universitario. Le finalità di questo progetto quindi erano al tempo, ma sono tuttora, quelle di creare, di garantire dei servizi indispensabili agli studenti universitari nuoresi, quali possono essere alloggi, aule studio e biblioteche. Quindi il nostro nome, infatti, il nome del progetto NextArt, in parte riassume tutto il nostro percorso. Infatti la lettera N sta ad indicare la città di Nuoro, che unita a Ex forma la parola Next. Come sappiamo, Next, tradotto dall'inglese, significa prossimo. Infatti prossima è la natura del cambiamento di questo edificio, che negli anni diventerà da edificio militare a edificio culturale. Invece Ex e Art indicano l'ex artiglieria. Infatti aggiungere che questa artiglieria era stata aperta nel 1932 prende diciamo il nome appunto dalla morte del tenente Rinaldo Lui, alla quale era stata dedicata. Diciamo che dopo anni di utilizzo, dal 97 si iniziò a parlare di accordo di programma, con il quale era stata proposta l'apertura di una caserma in un'altra località, ovvero presso Pratosardo. Però questa apertura implicava la cessione dell'edificio e del terreno, che corrisponde a circa 6 ettari, nei confronti appunto del comune di Nuoro. Ricordiamo che questa parte di terreno è una parte diciamo molto centrale della città e che quindi, se riutilizzata, potrebbe essere diciamo una parte attiva del tessuto urbano. Infatti questa questione è stata archiviata sino al 2014, anno in cui appunto ci fu la questione, la cessione ufficiale. Però la consegna delle chiavi dell'artiglieria è avvenuta di recente, cioè solamente nel 2019, l'anno appunto in cui il comune di Nuoro ha indetto una gara d'appalto per la riqualificazione dell'edificio. Esatto, dobbiamo anche ricordare che durante tutto il nostro percorso abbiamo coinvolto anche personaggi autorevoli, quali Andrea Soddu, il sindaco della città di Nuoro, Sebastian Cocco e Giovanni Dettori, che sono degli assessori comunali, Fabrizio Beccu, il presidente del consiglio comunale di Nuoro, e Paolo Misso, rappresentante Istat Sardegna. Grazie a queste persone abbiamo ottenuto dei dati fondamentali che ci hanno permesso di continuare ad andare avanti con la nostra ricerca. Non dobbiamo dimenticare tuttavia anche il team dello Europe Direct di Nuoro, che ci ha supportato per tutto il nostro percorso, gli amici di ASOC, in particolare Alessandro, che ci ha dato dei consigli utilissimi, ma anche le nostre professoresse, la professoressa Maricosu, Galli e Fiori, che ci hanno permesso di conoscere questo progetto, il progetto ASOC, che ci ha appunto permesso di migliorare le nostre capacità lavorative sia in team che da singolo, ma anche di stabilire nuove amicizie tra le varie classi che magari prima non c'erano. Benissimo. A proposito, mi viene in mente che è stato presentato quest'estate attraverso una cerimonia, il comune ha parlato di un nuovo progetto appunto per l'artiglieria che verrà portato avanti nei prossimi anni. Quindi voi siete stati consultati, siete rimasti in contatto durante la vostra progettazione con il comune di Nuoro e siete stati parte di questa progettazione per il futuro, in sostanza. Sì, esatto, ne siamo anche molto fieri. Sì, infatti abbiamo anche tenuto, si sente leggermente male il microfono. Avevamo anche tenuto nell'aula magna del nostro istituto, abbiamo pure tenuto alcune riunioni con lo stesso sindaco Soddu, che poi ci ha spiegato quello che era il progetto, all'interno del quale era compreso anche la riqualificazione dell'ex artiglieria, ovvero una via verde che connettesse Nuoro, anche attraverso piste ciclabili. Comunque era all'interno di un progetto più grande, quindi questo ci ha fatto anche comprendere soprattutto l'importanza che poteva rivestire in quest'ambito l'ex artiglieria, che come mi sembra abbia già ricordato una professoressa prima con un altro progetto, anche in questo caso quello che noi abbiamo fatto ha portato anche a degli riutilizzi dell'ex artiglieria. Infatti sono state fatte alcune esposizioni comunque all'interno, e poi anche là vicino è stato fatto anche per il progetto NEPO. In quest'anno è stato rifatto e appunto riutilizzato quell'area circostante, quindi è molto importante per questo. Tutti, grazie per l'invito ai colleghi di Nuoro, grazie alle giornaliste che stanno correndo benissimo questo evento, davvero interessante. Sono state dette tantissime
Sono state dette tantissime cose interessanti, io non voglio sovrappormi a quanto già detto, voglio giusto dire due cose. La prima, spiegare cos'è stato l'evento di Roma. È stato, abbiamo parlato, una delle parole più usate tra i vari interventi è stata rete, è stato aumento della consapevolezza dei ragazzi. Ecco, questo è stato l'evento di Roma. A conclusione del percorso 18-19, chiaramente per ovvi motivi di emergenza sanitaria non si è potuto fare nel 19-20, i 10 team della top 10 del percorso nazionale più i team che hanno vinto un premio speciale nel corso del percorso si sono incontrati a Roma per presentare per presentare i loro lavori durante l'anno e per fare rete e sentire i commenti, le idee, i consigli di esperti di dati, di esperti di giornalismo, ma anche per sentire la voce di un rapper molto popolare tra i giovani, Amir Issa. È stata una contaminazione da un punto di vista di quanto hanno potuto vedere un rapper che sulla base del suo impegno sociale, dei suoi progetti educativi, si confrontava con i progetti di cittadinanza attiva dei ragazzi. È stato sicuramente qualcosa di molto importante, ma è stato molto importante anche vedere quello che dicevo prima e che è stato detto da più voci, l'aumento della consapevolezza dei ragazzi. I ragazzi hanno sentito dei veri mostri sacri del giornalismo. Milena Gabanelli, che è la giornalista direttrice di Data Room, uno spazio di approfondimento sui dati del Corriere della Sera, hanno sentito la direttrice del TG3 Giuseppina Paterniti, che nel 2019 appunto ricopriva quella carica. I ragazzi, magari a differenza di noi adulti, non erano per niente intimiditi da questi mostri sacri del giornalismo, se mi passate questa espressione, ma anzi avevano un modo di raffrontarsi, un modo di rapportarsi adulto, forte della loro esperienza di lavoro sul campo. Quindi erano in grado non solo di saper esprimere il loro lavoro, ma anche di saper valutare il lavoro degli altri, di sapersi confrontare con vari giornalisti, con vari esperti, eccetera. Erano presenti figure del Senato, della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, del MIUR. Io credo che queste esperienze, che magari un tempo i ragazzi avrebbero vissuto con timore di esprimersi, o d'altro lato con magari anche un minimo di noia dovuto anche ad argomenti molto difficili, no, in questo caso hanno visto i ragazzi protagonisti, in grado sia di presentare quanto fatto da loro, sia in grado di interagire con figure di spicco del panorama nazionale. E questo secondo me è qualcosa di meraviglioso che riguarda il progetto ASOC. Solo ASOC credo che nel giro di così pochi mesi possa dare tutte queste competenze, tutta questa autostima ai ragazzi. Beh, questo però, diciamolo, abbiamo sentito i docenti, abbiamo sentito i ragazzi, in merito anche dei docenti e del coordinamento generale di ASOC, quindi davvero un lavoro meritorio per tutti e effettivamente, dobbiamo sottolinearlo, le reti funzionano e portano degli ottimi risultati. Per cui davvero grazie. Dobbiamo andare un po' veloci perché ci manca un minuto, grazie a voi. Poi dobbiamo chiudere perché purtroppo abbiamo anche sforato. Adesso passiamo a Bruxelles. Sì. Andiamo per l'evento finale di Bruxelles, abbiamo in collegamento Rossella Marotti. Ci sente? Sì, io vi sento, voi mi sentite? Sì. Bene, buongiorno, ringrazio tutti, anche sono veramente le giornaliste per il coordinamento, ai ragazzi, a tutti quelli che hanno parlato prima di me, appunto, siamo stati veramente molti. Collaboro con lo Europe Direct Regione Sardegna e da qualche anno ho avuto insomma il piacere di affiancare il team che oggi ha parlato anche nell'attività con le classi. Infatti ho avuto il piacere di seguire alcune classi e di lavorare a tutto quello che ci sta dietro del percorso regionale della Sardegna, appunto, dove è già stato detto, ma abbiamo organizzato eventi, abbiamo fatto veramente diverse attività. I ragazzi, come è stato detto, i migliori che si classificati a livello nazionale hanno l'opportunità di fare un viaggio sia a Roma che a Bruxelles nella normalità, ma siamo ottimisti e confidiamo insomma che dall'anno prossimo si possa riprendere.
E, quindi i ragazzi, nel caso della Sardegna, grazie a contributi extra, una premialità aggiuntiva del Port FESR Regione Sardegna, come vi ha raccontato Elena Catte, dà l'opportunità anche ai ragazzi meglio classificati nella Regione Sardegna di fare questo viaggio premio a Bruxelles. Quindi in una data del percorso tra giugno, anche se poi a volte è stata spostata a ottobre, i ragazzi l'accompagniamo noi insieme ai docenti, la classe intera, tramite fondi completamente rimborsato grazie al contributo della Regione Sardegna, vanno a Bruxelles in questi 2 o 3 giorni, che è una sorta di studio, viaggio studio, dove si va proprio alla Commissione Europea, organizziamo proprio una giornata di informazione alla Commissione, al Parlamento, i ragazzi hanno l'opportunità di conoscere funzionari che raccontano proprio il funzionamento delle istituzioni, le priorità politiche dell'Unione Europea. Ci sono proprio dei momenti formativi all'interno delle istituzioni, e per i meno timidi possono anche loro presentare il loro progetto di ricerca. Alcuni anni, alcuni se la sono sentiti, altri no, però solitamente c'è anche questa opportunità, figuriamoci, di parlare proprio davanti ai funzionari dentro le istituzioni, molto importante. Nonché ovviamente poi diventa anche una gita, perché non dirlo. D'altra parte insomma, c'è l'opportunità di rimanere 2 o 3 giorni a Bruxelles e di approfittarne anche per ovviamente della città. Da qualche anno ASOC partecipa anche alla European Week of Region and Cities, che è un'iniziativa della Commissione Europea che si tiene ad ottobre, e la Commissione ha sicuramente visto di buon occhio questa iniziativa ASOC, che appunto c'è sempre uno spazio di ASOC in questa settimana delle città e delle regioni a Bruxelles, dove insomma in altre occasioni abbiamo avuto anche lo stand, insomma il team ASOC di Roma ha avuto lo stand. ASOC è sicuramente un percorso europeo, è già stato detto, quindi dalla scorsa edizione hanno partecipato, lo diceva appunto la professoressa di prima, anche Cinzia Roma, è diventato europeo. Nella Commissione Europea nel 18-19 ha lanciato una manifestazione di interesse perché venisse replicato anche in altri Stati membri. Ne hanno aderito Bulgaria, Croazia, Grecia, Portogallo e Spagna, quindi sicuramente immaginiamo che ci possano anche essere dei momenti di condivisione con queste altre classi europee. È un percorso europeo perché appunto prevede il viaggio a Bruxelles, ormai è diventato, tratta temi dell'Europa, ma perché non dirlo, ci è capitato in occasione, mentre seguivamo le classi, che alcuni docenti avessero piacere ad approfondire tematiche legate all'Europa, e come Europe Direct, Regione Sardegna, anche quello di Nuoro, chiaramente siamo sempre disponibili, è un'attività che facciamo normalmente con le classi, ad approfondire tematiche legate all'Europa, le istituzioni, la politica e quant'altro, che adesso, con maggior ragione che l'educazione civica appunto è diventata anche insomma, una materia, rimaniamo sempre a disposizione delle classi ASOC che lo volessero, e non solo, ma di tutte le classi su richiesta, di fare approfondimenti su tematiche europee. Niente, questo è quello che volevo raccontarvi. Come ultimo... Allora mi sentite? Sì, è stata una bella conduzione, devo dire che sono molto soddisfatto a nome di Europe Direct Nuoro della mattinata, di questo evento che nell'ambito della Notte Europea dei Ricercatori, progetto Sharper, abbiamo voluto dedicare, come già ormai da 3 anni, al progetto A Scuola di Open Coesione. Tutti i contributi sono stati interessantissimi, e soprattutto, visto che il titolo recitava la parola ai protagonisti, abbiamo potuto ascoltare e apprezzare qual è l'ASOC community della nostra regione Sardegna. Dagli interventi iniziali del team ASOC di Cinzia Roma, ai contributi dei miei colleghi dello Europe Direct Sardegna, Antonello Chessa, Tara Marini e Elena Catte dell'autorità di gestione del FESR, e poi soprattutto interessantissimi i contributi delle scuole che hanno partecipato, ricordiamo il liceo scientifico di Alghero, le riconfermi di Alghero, e il liceo scientifico riconfermi di Nuoro. Ancora importantissimi le esperienze che sono state presentate dai colleghi di Europe Direct Sardegna, Antonio Mura e Rossella Marocchi, soprattutto per quanto riguarda l'attività di comunicazione e di divulgazione. Come vedete nel sottotitolo compare il nome di Gianluca Orrai, perché è così, nella sostanza
Gianluca Orrai e Salvatore Boedu sono i responsabili diciamo, gli attori di Europe Direct Nuoro, del Comune di Nuoro, che in questi anni, tantissimi anni, stanno diciamo, garantendo l'attività di informazione e di comunicazione dello sportello europeo del Comune di Nuoro su incarico della Commissione europea e soprattutto nell'attività di divulgazione come ricordavano chi mi ha preceduto, anche la dottoressa Vacca dell'Istat, siamo quelli che dopo il primo anno sperimentale di ASOC hanno sostenuto nella nostra città la partecipazione degli istituti superiori al progetto di A Scuola di Open Coesione. Tra l'altro un motivo d'orgoglio con risultati molto significativi, perché nel primo anno nella top 10 al quinto posto si classificò il liceo classico di Nuoro con un bellissimo progetto, e testimone che poi è stato raccolto negli anni successivi addirittura con un bis dal liceo scientifico Enrico Fermi di Nuoro. Ecco, questa è diciamo, l'esperienza a conclusione di questo bel evento che posso ricordare, non prima di aver diciamo, salutato idealmente l'amministrazione comunale che ha rinnovato e che ha eletto nei giorni scorsi il proprio consiglio comunale e la propria giunta comunale, non prima di aver ricordato il contributo importante degli amici di ASOC che oggi non erano presenti. Ricordo Sardegna 2050 per quanto riguarda il territorio di Cagliari, ricordo l'associazione Propositivo che sta seguendo gli istituti nella zona del Marghine, e ricordo invece per la città di Nuoro il contributo dell'Ailun e soprattutto della persona di Alessandro Luzzu. Io spero che questa giornata abbia ben rappresentato per le matricole, cioè per quelle classi che stanno partecipando per la prima volta al progetto ASOC, abbia rappresentato una giornata di informazione molto utile per capire quali siano le caratteristiche del progetto ASOC. Come abbiamo sempre detto, chi partecipa ad ASOC all'inizio trova molte difficoltà, ma man mano poi che partecipa alle lezioni di ASOC e quindi capisce qual è il vero senso e lo spirito di ASOC, raccoglie entusiasmo e conclude veramente con molta soddisfazione. Raccomando a tutti i partecipanti di entrare sul sito di Europe Direct Nuoro e sulla sezione Sharper di entrare e di rispondere, questo è un invito che faccio, di rispondere al questionario finale, in quanto come partecipanti delle 13 città al progetto ASOC abbiamo il dovere e l'obbligo anche di rispondere ad un questionario strutturato finale che in qualche maniera raccoglie il feedback di partecipazione e di interesse che tutti i target che vengono coinvolti da ASOC in qualche maniera poi devono rendere conto per poter poi trasmettere alla Commissione europea quella che sarà la partecipazione complessiva di questa regione agli eventi della Notte Europea dei Ricercatori. Per cui appuntamento a questo pomeriggio all'evento molto importante, sempre in termini di formazione a scuola di Open Coesione, cioè un evento dalle 16 alle 17 che sarà ripreso interamente dalla organizzazione di Sharper Nuoro 2020, che ricordo essere la società musiche di Nuoro che sta curando tutti gli aspetti tecnici e organizzativi insieme a Europe Direct, e quindi appuntamento, dicevo, alle ore 16 con la esperta digitale Antonella Fancello. Antonella Fancello ci parlerà su come, con questo titolo importante, Datacrazia, e cioè quali sono gli aspetti sociali e quindi gli altri aspetti dell'elaborazione dei dati, della disponibilità dei dati,
che diciamo, estendono il campo non solo alla statistica e alla matematica, ma anche diciamo, quegli aspetti, quei risvolti sociali che hanno i dati. E in queste settimane e in questi mesi quale sia il risvolto sociale del dato lo stiamo constatando ogni giorno, anche quando parliamo dei dati della pandemia del Covid-19. Quindi buona continuazione dei nostri eventi a tutti e ci vediamo, insomma, nelle prossime occasioni. Grazie a voi. Grazie a voi, arrivederci. Grazie. Grazie a tutti e in bocca al lupo. Arrivederci, saluti a tutti.